Facciamo all'ombra, facciamo marinare, a dove stanno venendo quando arriva. Da una terra tua luna si spoglia a nulla, e a notte la boina l'ama sotto cuore. O vada terra in coppo ci va, ora valancello, mo' in casa sta. Andiamo alla Darsena, vediamo un po' quanto tempo riesco poi a intrattenermi e magari andiamo a fare un giro al Tempio di Serapide, vediamo un po' sempre qui giù Pozzuoli. Allora, probabilmente l'aperitivo c'è partito qui, quindi ci sono già un po' di ragazzi, fanno brunch aperitivo. No, si paga. Però comunque preparano questi antipastini, si beve qualcosina perché adesso è il periodo che si beve tanto da queste parti. Ci sono tantissimi ragazzi, questa è la zona dei ragazzi. Cioè pensate che qui tutta la Darsena sarà invasa fra qualche giorno. Grazie di avercelo detto. Con la Darsena noi riuscivamo a vedere anche il livello del bradisismo, riuscivamo a capire se si alzava o si abbassava, perché c'è l'uscita dalla Darsena, questa sorta di grotta per uscire, per andare in mare aperto. In alcuni periodi, quando c'era poco bradisismo, i marinai passavano abbassandosi con la barca. Adesso vedete quanto è alto, cioè ci passano due persone in piedi adesso, perché si stiamo alzando praticamente. E che cosa dire? Pozzuoli è stupenda.